Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Il nostro istituto ha voluto ricordare la tragedia del Vajont con un ciclo, Vajont 60 anni dopo, che è iniziato sabato scorso con un ciclo di letture civili, anche qui è un ciclo che ha iniziato l'Ateneo, che fa leggere un po' studenti, un po' attori, un po' cittadini, testi importanti. Per quanto riguarda il Vajont abbiamo letto, anzi hanno letto parti del libro Sulla pelle viva di Tina Merlin, nel quale era già scritto tutto, perché quello che brucia di questa tragedia del Vajont è che non è stato un evento casuale, è stata una tragedia annunciata. Continueremo il 5 di ottobre, invece col dopo, e presenteremo un libro del nostro past president, che vedo qui presente, Vito Zocconi, ricostruire l'Ongarone, perché anche quella è stata una parte importante, un'epopea anche quella della ricostruzione. E come Ateneo Veneto parteciperemo poi alla Domenica di Carta, che è una mostra che si aprirà all'Archivio di Stato e che conterrà foto, documenti vari riguardanti questo disastro. In particolare, per quanto riguarda l'Ateneo Veneto, tutto l'incartamento dell'avvocato Brass, che è l'avvocato che ha difeso l'ingegner Biandene, che era uno dei principali imputati nel processo del Vajont. Questo è un nostro fondo, ci è stato dato gentilmente dall'avvocato Vianello, che era il collega di studio dell'avvocato Brass, e parte di questi documenti saranno esposti in questa mostra. Infine, a novembre all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti ci sarà un incontro nel quale questo fondo verrà particolarmente illustrato. E questa sera abbiamo il grandissimo piacere, e ringrazio Cimono Garin, Gualtiero Bertelli, Edoardo Pittalis, un altro modo di raccontare la tragedia del Vajont, un modo particolare che è quello caratteristico dei loro spettacoli, di intersecare storia, musica, e avremo un coro molto particolare poi questa sera, ovvero una registrazione particolarmente importante e toccante. Finisco col dire che per me bellunese il Vajont è una ferita mai rimarginata. Io ero molto piccola e il primo ricordo che ho avuto del Vajont era che il mio papà, poliziotto, non si è visto per un mese intero, e da più grande cominciavano i racconti di chi era testimone di quanto è accaduto. E ancora oggi, ma credo sia forse una cosa che riguarda tutti i bellunesi, non c'è volta che io arrivi all'Ongarone e guardi quella diga che è rimasta come un monito e non abbia veramente una fitta al cuore. Poi i bellunesi sono gente di montagna, sopportano tutto e hanno come smesso di piangere sul Vajont, come invece tante volte si piange per tragedie in altre parti d'Italia, ma sono persone dure e sono andate avanti. Ed è diventata una sorta anche di tabù per certi bellunesi parlare di questa cosa.
Però ripeto, quella diga rimane e la nostra ferita, che non è solo quella dei bellunesi o dei longaronesi, ma è una ferita dell'Italia, rimane. E noi facciamo in modo che il ricordo continui ad essere coltivato. Grazie ancora per la vostra presenza e buon spettacolo. Sotto il fango che avete visto è stata trovata a un certo punto dai coloro che stavano lavorando una valigia, una valigetta. Dentro la valigetta c'era un pacchetto, un pacco, hanno aperto e dentro c'era una cassetta di quelli a nastro di registratore. Hanno messo questo nastro nel registratore dicendo era tutto sporco di fango, figurati che sarà tutto perduto, non ci sarà nulla. E invece no, era una cassetta di canzoni cantate un anno prima del disastro da 200 bambini di Longarone a una festa a scuola. Queste canzoni erano cantate da questo coro diretto da un maestro che riporta la cronaca, è probabilmente scampato alla morte solo perché un anno prima era stato trasferito a Cortina nel ruolo di direttore didattico, quindi aumentato di carriera ma anche si è dato la vita. Invece dei bambini, di 300 bambini circa, sono rimasti 97 se non ricordo male, quindi sostanzialmente 200 bambini di quel gruppo hanno, 100 bambini, 100 più bambini di quel gruppo sono scomparsi, non hanno più giocato, non hanno più cantato le canzoni che ora sentirete.
Fino alle 22:39 di mercoledì 9 ottobre 1963, Longarone con le sue frazioni ha 4.643 abitanti. 3 minuti dopo ce ne saranno 1.540 in meno e altri 400 risulteranno scomparsi tra Erto e Casso e a Castellavazzo, più giù nella Valle del Piave, forse anche più in alto, oltre la diga del Vajont. Sono bastati 3 minuti per cancellare i paesi e coprirli di fango. 3 minuti perché la furia dell'acqua entri nelle case, strappi la gente dai letti, la spogli, la disintegri quasi, la porti lontano, riempendo il Piave di corpi e di sangue, giù, oltre Eraclea, fino quasi alla foce del fiume. Dicono gli scienziati che l'effetto della devastazione è paragonabile a quello di 2 bombe atomiche a Hiroshima. Esattamente come a Hiroshima il calore ha fuso i corpi e ha impressionato l'ultimo corpo come un negativo sulla casa che è rimasta, proprio così la furia dell'acqua a Longarone ha disintegrato i corpi e li ha fatti sparire. Metà delle tombe di Fortonia sono vuote perché i corpi non sono mai stati trovati. Nella notte si stacca un pezzo del monte Toc, lo chiamano così per contrarre il nome Patok, che in friulano significa marcio. La frana cade nel bacino della diga del Vajont, l'acqua esce abbattendosi sulla valle con onde altissime e cancellando ogni cosa. Una collina di 400 metri, 300 milioni di metri cubi di roccia, paragonabile a 2000 grattacieli di Manhattan. E scende tutta a una velocità di oltre 60 km/h. 500 miliardi di metri quadrati di terra si sollevano sino a 250 metri, ricadendo prima su Erto, poi su Casso e alle spalle della diga, poi direttamente nella valle. La diga fortunatamente regge, il disastro totale è stato scongiurato. Or son 9 anni che un monte annoiato di starsene fermo dove era piantato, scoprendosi attorno una bella vallata, ci fece un pensiero per la scampagnata. Da tempo smaniava quel monte iracondo di alberi e sassi, gettava nel fondo. La gente sapeva di questi traslochi, ma lui si diceva: sto monte va in tochi. E Toc fu chiamata l'inquieta montagna, neanche Cavare lassù più ne magna. Il Toc mai non ebbe il sentore più vago che in quella vallata facessero un lago. Invero nessuno, a parte un cretino, poteva pensare di fare un bacino. Qualcuno si mosse, cercò di spiegare che il lago col Toc non era un affare. Sa, quella montagna non vuole sta ferma, mi creda è una lagna, le chieda conferma, è velleitaria, rivoluzionaria, ci pianta una grana, le dico è una frana. Faremo la diga, lo abbiamo deciso, la gente del luogo ne avrà preavviso. Mi creda signor, non sei ostruzionismo. Su via signore, un po' di sadeismo. È nato il bacino in quella vallata, la gente ha paura, si sa condannata. Si chiudono le porte, si tirano le tende sul lago di morte che lento si estende. Ma il Toc ha deciso di andarsene a spasso, non dà preavviso e scende da basso. A notte nel lago si forma il diluvio e su Longarone si avventa il diluvio. È un'onda tremenda che oscura le stelle, 3 oceani insieme che il globo si espelle, distrugge ogni casa, le bestie e la gente, fa tabula rasa, non resta più niente. Vajont Longarone, 2000 e più morti, 6 anni
laser distruttoria per ogni perizia, c'è il suo prememoria, ci vuole giustizia, illustri togati e azzecca garbugli decidono che onde di tartaffemugli si spostino altrove, imputati e processi, lontano da dove il fatto è successo. Accusa e difesa, 3 mesi di udienza, e al mondo in attesa si dà la sentenza. 300 cartelle per dir su per giù, e acqua passata non macina più. Ma sopra una tomba la sua fortuna sono scritte sul marmo 18 parole che gridano al mondo la nostra vergogna. Barbaramente e vilmente trucidati per leggerezza e cupidigia umana, attendono invano giustizia per l'infame colpa. Eccidio premeditato, Vajont, 9 ottobre 1963. Quella notte molti abitanti sono nei bar davanti alla televisione. Si gioca la partita di Coppa dei Campioni tra Rangers Glasgow e Real Madrid, ma non c'è storia. A 5 minuti dalla fine già 6-0 per i madrileni. Puskás e Di Stefano, che hanno 38 anni a testa, hanno già segnato il loro gol. Quindi la gente aspetta la fine della partita. E invece succede tutto. Alle 22:39 minuti, all'improvviso manca la luce. Però non ci fanno caso, perché succede spesso da quando fanno le prove per l'entrata in funzione della diga. E invece sta per arrivare il grande buio. Ho visto un'immensa colonna nera, saliva dal basso e oscurava il cielo. Era un nero, ma così nero, il nulla proprio. Come se il nulla ci stesse ingoiando tutti, racconta il parroco di Casso, Don Carlo Onorin. La notte è rotta da un boato mai sentito, un rumore prima secco come se la terra si fosse spezzata, poi fragoroso quando l'onda sbatte contro la faccia interna della diga più alta d'Europa, tra quelle a doppia curvatura, l'emblema della rinascita, creazione umana ammirabile e gloria della tecnica italiana, la presentano i giornali. I vivi dopo l'alluvione, di parte in mezzo e Amiens, ancora sporchi dei pantà, ancora sporchi dei pantà. S'ha perso e agreve nel po', contarle tutte non se può, contare i tosi che se resta, te basta i dei naman, te basta i dei naman. Acqua, se sta una notte che il Signore ha avuto un palpito del cuore, e il monte Tom se stacca e il lago in cielo si ripara. Acqua,
salta e l'ongarone garamassa, digera il letto drio dormir, non sa salva neanche un così. Entra la corte in tribunale, i morti in pie s'alza, la corte sega pronuncia, se morti par fatalità, se morti par fatalità. Sarà i peccati che se fa, e il Padre Eterno sarà in casa, ma custodio mai adeguato, se sempre i poveri che morte, sempre i poveri che Non c'è stata tragedia più annunciata. Lo aveva denunciato con coraggio la giornalista bellunese Tina Merlin, più volte, fino ad essere ingiustamente processata col suo direttore con l'accusa di aver diffuso notiziate a turbare l'ordine pubblico. Saranno assolti dal Tribunale di Milano perché il fatto non costituisce reato. Si sono limitati, dice la sentenza, a esercitare il loro diritto di cronaca. Per la vecchia società della diga, la veneziana Sade, fondata a suo tempo da Giuseppe Volpi, conte di Misurata, per sfruttare l'energia elettrica dell'Alto Veneto, era molto più semplice ribattere che la giornalista non diceva la verità e che il suo giornale, l'Unità, aveva troppi pregiudizi contro il capitale. In quei giorni poi la centrale e la diga non sono più neppure della Sade. Sono state appena nazionalizzate con tutta l'energia elettrica. Tutto adesso è dello Stato, tramite l'Enel, ed è stato venduto a peso d'oro e sulla carta, al momento del passaggio di proprietà davanti al notaio, era tutto perfettamente funzionante. Perché quella era una delle condizioni dell'atto notarile. L'8 settembre addirittura sono stati sottoscritti, l'8 ottobre, cioè il giorno prima, sono stati sottoscritti i preliminari di acquisto di 3 vastissimi terreni particolarmente disposti a rischio dell'invaso. Eppure per tutta la notte del 9 ottobre non si capisce cosa sia accaduto. Le comunicazioni sono interrotte, l'allarme è arrivato sfumato, lontano. È impossibile persino chiedere aiuto, nessuno sa cosa avviene. Alle 2 di notte l'ANSA, che è l'agenzia di stampa, informa: nella zona del Vajont e nell'abitato di Longarone un'enorme massa d'acqua è scesa dalla gola in cui si trova la diga e si è abbattuta nella valle, spazzando via decine di abitazioni e provocando morti e feriti. Le proporzioni e le cause dell'accaduto non sono ancora accertate. Più precisa la notizia della stessa agenzia ANSA delle 10:39 del 10 ottobre, esattamente 12 ore dopo la tragedia. Il paese di Longarone praticamente non esiste più, è stato cancellato. Al suo posto non c'è che un'enorme massa di fango. Essa stacca il taser appena dopo a fare sede giasso fica in tel cuore quel taser senza Dio pronto a del piave al bel cantare dei becchi in croce mai finio cantar dei gridi al ciacco e arde rane dai fossi quel taser senza più una candela lontana
l'odor di una casa o del bestiame, quel taser senza un piaser piccini, quel taser che sarà fermo a domani. Partì Teresa e fin quando chissà. Passa e va freddo il vento in te silenzio, senza asciugar la giostra dei tuoi pensieri, che i tase incuciai e buttai in fondo ai occhi tui e sfai del dispiacere. Quel tase senza più una candela lontana, quel taser senza più una candela vicino, senza l'odor di una casa o del bestiame, quel taser senza un pianto piccini, quel taser che sarà fermo a domani. Partì Teresa e fin quando chissà, che il tempo in un momento si ferma e tutto il mondo si resta impaiato, che il tempo in un momento si ferma e tutto il mondo si resta impaiato. Due ore più tardi, la stessa agenzia aggiunge informazioni che diventano sempre più drammatiche. Dal Piave continuano a emergere centinaia di corpi straziati, uomini, donne e bambini quasi nudi, sorpresi nel sonno. La furia delle acque ha strappato loro di dosso ogni indumento. Il fiume trasporta di tutto, lascia a 80 km di distanza a Fossalta la statua della Madonna della vecchia chiesa parrocchiale di Longarone. È la sola cosa rimasta intatta. A Belluno vedono il Piave trascinare i corpi. I più anziani ricordano la Grande Guerra, quando il fiume si riempiva di cadaveri di fanti italiani e austriaci. Ma questi sono corpi di donne, corpi di bambini. Non è rimasto nulla, non nulla per dire poca roba, ma proprio nulla, scrive l'inviato speciale del quotidiano milanese Il Giorno, Giampaolo Pansa. A Longarone restano in piedi il municipio e 24 case, cancellate dalla carta geografica le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova, Faè, Igne, Sofranco, Dogna, Provagna, Fortogna, Roggia, Pians. Scomparsa ogni forma di vita a Longarone e nei paesi vicini, titola il Gazzettino. Lava la stava qua, magari la stesse qua, la stava a Rivalta e a Rivalta non che più niente, diga perfetta, marruccia, pericolosa. Roberto Roversi, il poeta, nei suoi versi coglie l'essenza del problema sempre denunciato, mai affrontato. I giornali adesso provano a contare i morti. 3.000 morti nella Fiumana, titola La Stampa di Torino. Il fango copre migliaia di morti, risponde da Bologna il Resto del Carlino. Il ministro dell'Interno, il vicentino Mariano Rumor, cerca di mettere un freno con le cifre fino a quel momento in suo possesso e al Senato, nella tarda mattinata del 10, informa i senatori: i dispersi sono oltre 1 migliaio.
Tina Merlin ritorna e racconta: scrivo da un paese che non c'è più. Magari fossi riuscita a turbare l'ordine pubblico. Chi considerava un articolo sull'unità più pericoloso di una frana grossa come una montagna, restò inerte. La storia del grande Vajont, durata 20 anni, si è conclusa in 3 minuti con l'olocausto di 2000 vittime. Non si è trattato di quello che i giornali continuano a definire un imprevedibile evento naturale. Guardano gli altri i mesi per dare il loro soffio vedi quasi desfondò quel caldo che ti brucia che vuoi notte giorno e poi inverno senza remissione. Clementina Merlin, scomparsa a 65 anni, merita un capitolo a parte in questa vicenda tragica. È stata staffetta partigiana col nome di Joe, un fratello militare disperso in Russia, un altro fratello che combatte e muore nella resistenza bellunese. Vince un concorso sull'unità, diventa corrispondente da Belluno e si dedica al Vajont. L'8 settembre 1960 scrive sulle pagine dell'Unità: un'enorme frana di 50 milioni di metri cubi di materiale, tutta una montagna, sul versante sinistra del lago artificiale, sta franando. Non si può sapere se il cedimento sarà lento o se avverrà un terribile schianto. In quest'ultimo caso non si possono prevedere le conseguenze. Lei si basa tra l'altro su studi precisi dell'Università di Padova, che la SADE conosce, ma mette da una parte e non considera. Dopo la tragedia la TV francese la intervista e lei risponde in perfetto francese perché conosceva bene la lingua, ma il servizio non sarà mai trasmesso. Per non turbare, dice la motivazione ufficiale, i rapporti tra il governo italiano e quello francese. La richiesta precisa è stata fatta dalla RAI. La Merlin impiegherà 20 anni per riuscire a pubblicare presso un piccolo editore il suo libro, del quale prima ha parlato la Presidente, leggendo delle pagine, sul Vajont, intitolato Sulla pelle viva, come si costruisce una catastrofe.
Non sono passati molti anni, nel 63, dall'alluvione del Polesine, che dentro la memoria degli italiani e soprattutto dei veneti era il novembre del 51. C'è un proverbio polesano che dice: l'acqua e il cor uccidono in silenzio. E davvero quella volta l'acqua e il silenzio avevano fatto una strage. Il Polesine era la regione nella quale dopo la guerra c'era stato il maggior incremento demografico. Erano nati più bambini di tutta Italia. Poi all'improvviso arriva un'acqua mai vista, e così tanta non si era mai vista, è così tanta e così alta che spazza non solo le illusioni, ma riempie e distrugge 100.000 ettari di terreno. Si grida di tutto, nelle chiese i parroci fanno le prediche dicendo che è la punizione di Dio, perché il Polesine con le sue idee politiche non è allineato. Era l'unica sola zona rossa in un Veneto cattolicissimo e democristiano. In 10 giorni nel Polesine si contano 88 morti. Per la verità sono quasi tutti in un unico posto, a Frassinelle, sul camion maledetto. Quello che doveva portare le persone in salvo invece si è fermato nel buio e nella nebbia, e sono morti annegati tutti in mezzo metro d'acqua, più per la paura che per l'acqua. L'alluvione lascia il Polesine più povero e più disperato. In pochissimo tempo se ne andranno in 100.000 in Canada, in Belgio, in Australia, ma soprattutto nel triangolo industriale italiano: Milano, Torino, Genova. Terra e acqua, acqua e terra, da puttini che da grandi, si ora terra e i suoi comandi, si ora acqua, buonasera, buonasera. Terra e acqua, se lavora sotto un sole che cucina, terra e acqua la mattina, se scommisia del buon'ora, del buon'ora. Niente ombria, sta fatica mai finita, la comanda che se suda, che se suda. Terra e acqua, mezzogiorno, quel paneto che se magna, non è acqua che lo bagna. Sera, tutto intorno dopo le fioi, alla testa dei fazioi, se che farà, buonasera, buonasera. Terra e acqua, buonanotte, si seduta sopra il letto e si sogna. Rispetto, acqua e terra, viene rote, viene rote. Sempre acqua, sempre terra, da puntini che da grandi, si ora terra e so comandi, poi se crepa e buonasera, buonasera. A metà ottobre del 1963 arriva a Longarone il Presidente del Consiglio, Giovanni Leone.
guida governi che chiamano balneari perché ballano una sola estate e poi cadono. L'uomo non ama i ruoli istituzionali nelle tragedie. I grandi dolori anzi lo intristiscono. Da Presidente della Repubblica, nella sua Napoli contagiata dal colera, sarà fotografato mentre fa le corna. Scrive il poeta Roberto Roversi: oggi Leone si recherà nel Cadore, sentimenti vivo dolore e di profonda solidarietà. Prego l'arrecare popolazioni colpite tanto flagello, sensi affettuosa solidarietà. È il tono dei telegrammi del tempo. Sorvola la zona in elicottero e appena arriva e mette piedi a terra, la folla inferocita incomincia a gridare contro di lui: assassini, assassini, vogliamo giustizia. Risale sull'elicottero e si fa portare via. Intanto per trovare i corpi bisogna scavare col piccone. Accorrono 2000 soldati di leva dalle caserme di Belluno, Pordenone, Udine e da Mestre. Arrivano anche gli alpini. Qualcuno dei superstiti ha conservato il cappello con la penna nera e lo calza con orgoglio quando arrivano i suoi commilitoni. L'orgoglio del sopravvissuto 2 volte, alla guerra in Russia e al Vajont, all'inferno degli uomini e a quello della natura. Un paese vuol dire non essere soli, avere gli amici del vino e un caffè. Io sono della città, riconosco le case, dalle bocche rimaste, dalle case sparite, dalle cause sepolte che appartengono a me. Al di là delle grandi colline c'è il sole, un mare di stoppie non cessano mai. Il male non lo voglio più, ne ho visto abbastanza, preferisco una tampa e un grande silenzio, e bere in silenzio, che è la nostra virtù. E in silenzio girai per quelle colline, le rocce scoperte, la serenità. Il lavoro non serve più, non serve schiantarsi e le mani tenerle dietro la schiena e non fare più nulla pensando al futuro. La sola freschezza è rimasto il respiro, la grande fatica è salire quassù. Ci venni una volta quassù e quassù sono rimasto a rifarmi le forze, a cercare compagni, a trovarmi una terra, a trovarmi un paese
La terra è un muro duro, disteso, che la gente cerca di forare per trovare un ricordo di quello che era stata una famiglia, una casa. Trovano il quaderno di una bambina della terza elementare, Marinella, che la mattina di mercoledì aveva svolto il tema in classe su un argomento abbastanza frequente, la mia mamma. E lei aveva scritto: la mia mamma non è troppo vecchia, ha solo 33 anni. Con me è abbastanza buona, ma se delle volte faccio da cattiva me le dà. Marinella ha riempito le righe con la sua scrittura ordinata, senza mai uscire dai margini, come vuole la maestra. Il quaderno adesso è nel museo. Marinella era rimasta in classe, mentre con la bella giornata gli altri bambini delle elementari di Longarone erano saliti in gita fino alla diga e avevano posato sorridenti per la foto di gruppo. Gli insegnanti aprono e chiudono il gruppo, quasi a proteggerlo. 5 maestri in giacca e cravatta, 5 maestre con golfini accollati e le gonne sotto il ginocchio, in bianco e nero, perché la tragedia non ha mai bisogno di troppi colori. Intanto una troupe della RAI segue un giornalista che chiede a un sacerdote: ma com'era il cielo quella notte? E il sacerdote risponde: c'erano le stelle, ma la luna mandava pochissimo chiarore. Poi domanda a 2 contadini che cosa li trattenga ancora lì, e quelli rispondono: bisogna stare qui a badare le bestie, non si gode. Una donna ripiega le cocche del fazzoletto nero sulla testa e dice: la montagna diceva a tutti che stava venendo giù, possibile che non se ne accorgessero. A un'altra il cronista domanda: che effetto le fa lasciare il paese? E la risposta è terribile: a me che ha fatto effetto lasciare qui le mie 2 sorelle, che non so neanche dove sono sepolte. E c'è un giornalista che poi, Fiorello Zangrando, che ha seguito tutto il processo, che poi racconterà di aver visto una donna con un bambino morto in braccio che gridava a tutti quelli che incontrava: aiutatemi a uccidermi, non ne posso più, non si può vivere così. Intanto il nuovo settimanale della Rai TV, TV7, prepara un'inchiesta intitolata semplicemente Vajont, la tragedia di Longarone. Ma i servizi di Claudio Savonuzzi, che mettono in dubbio la versione ufficiale, vengono censurati. Il redattore capo, vedete che i tempi sono sempre gli stessi, il redattore capo viene allontanato dal settimanale. La motivazione ufficiale è che il reportage su quelli di Erto e Casso è andato in onda senza passare prima al vaglio della censura preventiva. La censura è ferrea in quella RAI. 9 milioni di famiglie guardano la TV, vanno indirizzate e controllate, perché non si può mai abbassare la guardia, nemmeno per un minuto. E un giornalista che allora lavorava ad Aosta e che si dilettava, anzi si dilettava di più, a scrivere canzoni, ma canzoni un po' particolari, come quella che adesso sentirete, canzoni che parlavano della vita, delle cose concrete. Negli anni 50, fine anni 50, faceva parte di Cantacronache, quel movimento di musicisti, di cantanti, di attori, di persone che volevano cambiare il senso della canzone, cioè diceva basta queste canzoni di Sanremo, facciamo delle canzoni che raccontino la vita com'è. E questo giornalista che anche cantava, Pogliotti si chiamava perché è morto, ma non molto tempo fa, ne ha scritte alcune di veramente notevoli, per esempio questa che parla di questa democrazia, proprio quella di cui parlava adesso Edoardo. Quegli anni erano gli anni della democrazia appena nata, ma sembrava che stesse quasi per abortire. Dopo, per fortuna, è andata un po' meglio. Questa democrazia. Ammesso e non concesso che l'italiano medio è un poco fesso, è democratico, ma un rampicolo, lascia permettere troppa libertà. Abbiamo la libertà di esporre i panni al vento nelle ore consentite dal regolamento. Abbiamo la libertà di attraversare i viali fruendo delle strisce pedonali, del metterci sul tram
che l'italiano è del poco fesso, è democratico, ma è un gran pericolo lasciar permettere troppa libertà. La libertà di sesso, di mistificazione, d'accattonaggio, di opposizione, la libertà di noto, e questo ci conforta, la libertà di palco e mano morta, e non abbiamo parlato di libertà di stampa, la carta e i caratteri, nessuno mi mette in zampa, e poi la libertà è quello che si accompagna, e di salirla su, sulla montagna. E là in questa Italia, che al rosso dei vulcani, a costa il verde degli ippocastani, e il magico candore delle sue nevi anani, che cosa ci consentono le autorità centrali? La libertà più bella, potete qui sfogare, è quella di sciare, 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 sciare. Per chiudere sulla censura, prima di tornare al Vajont, allora la RAI comandava Filiberto Guala, che poi finirà per ritirarsi, fare il frate trappista. Aveva fatto un dizionario che dovevano tutti seguire. Per esempio non si poteva dire la parola seno e neanche la parola incinta. Non si potevano usare cancro, non si poteva dire niente. E bisognava stare attenti perché il membro non si poteva dire, neanche membro del Parlamento, neanche membro del governo. E pesce non si poteva dire, perché c'era metà degli italiani che la parola pesce pensavano a chissà che cosa, ma non si poteva dire neanche uccello, perché l'altra metà pensava alla stessa cosa. Perché questo era il clima col quale spesso si faceva la televisione. E si cucivano le gambe, le gonne delle ballerine, così persino quella famosa che cantava Cia Cia Cia, che era la moglie di Xavier Cugat, qualcuno se lo ricorda, con i Chihuahua, una volta esce, gli hanno cucito, siccome si sculettava per ballare Cia Cia Cia, gli hanno cucito la gonna così in fondo che alle prime mosse cade faccia a terra, abbassano il sipario. Quindi immaginatevi se poteva entrare in quel clima una puntata di TV7 che diceva la verità sul Vajont. Ma torniamo al Vajont. I giornali, con le grandi firme, continuano a parlare di catastrofe naturale. Molti sforzi della stampa tendono anche con una certa energia a dimostrare che la tragedia è da attribuire a un imprevedibile evento naturale. L'Enel interviene con premura, una premura persino sospetta. Già il 10 ottobre ha diffuso una nota ufficiale che dice: le notizie pubblicate da qualche organo di stampa in ordine alla prevedibilità dell'evento catastrofico verificatosi nel lago del Vajont non hanno fondamento. Il valore e la preparazione del personale tecnico esclude d'altra parte qualsiasi ipotesi di imprevidenza. La diga è rimasta intatta, il che prova l'eccellenza del manufatto e il largo margine di sicurezza adottato. Il disastro, dice l'Enel, rientra nel novero di quegli eventi naturali di carattere catastrofico assolutamente imprevedibile. Insomma, la diga ha retto e questo basta. C'è una lapide, infatti, in memoria di uno dei dispersi, che dice: diga funesta, per negligenza e sete d'oro altrui, persi la vita, che insepolta resta. E c'è ancora, poco sotto la diga, vicino a una delle grotte dove si lavorava. Sul Vajont, intanto, i Guffi, che erano attori di cabaret abbastanza riverenti, compongono sul momento il coro degli ispettori delle dighe e cantano cose che sentirete senza essere mai smentiti e nemmeno processati. Noi di notte facciamo ispezioni sulle dighe, i bacini italiani, contiamo le chiuse, stringiamo i bulloni e nelle grotte restiamo a dormire, camminiamo su paesi diversi, su macerie buttate sul greto.
sopra i resti di quello che fu. Qualche volta mangiamo un panino sopra i massi staccati dai monti, caduti di schianto sui ponti in cemento, poi ci fermiamo nel fango a guardare. Ogni tanto troviamo dei morti con le braccia staccate dal corpo. Ci vuole un discorso almeno diverso e i funerali ci tocca pagare. Il 12 ottobre, un sabato, sul Gazzettino appare una grande fotografia con decine di bare aperte, tutte molto piccole, pronte per i bambini. Quelle casse sono la cosa più necessaria in quel mare di niente. Ci sono anche i corpi ammucchiati nella chiesetta di Limana, sembrano addormentati, bambini e anziani sorpresi nel sonno, racconta il cronista del Gazzettino. E c'è un fotografo, le cui immagini fanno il giro del mondo e serviranno alla magistratura per i processi che verranno. È Bepi Zanfron, fotografo del Gazzettino, è sul posto a notte fonda, parte da Belluno dopo che in città è mancata la luce. Carica sulla Fiat 600 2 Rolley e una Leica, decine di rullini in bianco e nero, fa scorta di piccole lampadine al magnesio che servono per i flash e si porta una grossa torcia. A Ponte delle Alpi scende fango, non pioggia. A Fortonia deve proseguire a piedi scavalcando rotaie di ferrovia divelte. La mattina del 10 ottobre è sull'elicottero del ministro e la foto raccontano il mare di fango che è diventato nella notte crosta, una crosta dura, e mostrano il nulla e anche la diga che è rimasta in piedi. Anche i due aviatori sorvolano la valle e annotano sul loro diario di bordo. Per chilometri e per chilometri si vede soltanto un allucinante deserto, pietre, terra, rottami e non c'è nessun segno di vita. Le fotografie raccontano la mamma che tende le mani fin quasi sottoterra e stringe il giocattolo del figlioletto che non c'è più, la bambina seduta su qualcosa che forse era un carrello rovesciato e ha nelle mani una bambola, il capottino sembra stretto per coprirla in un'alba che è chiara come il latte. E i soldati di Legva che infiggono un palo nella crosta di fango con sopra una scritta. Hanno dei cartelli, hanno scritto posta e poco lontano un altro con la scritta scuola. Vuol dire che fino al giorno prima lì c'era l'albergo posta e c'era la scuola elementare e l'asilo, la chiesa, il cinema Piave, la Piazza della Libertà, la segheria Protti, la filatura, la cartiera, la fabbrica di Faesite. L'asilo era quello di Suor Carla, c'erano cresciute almeno 2 generazioni. La chiesa era quella di Don Bartolo Lanoso, che 2 giorni prima aveva festeggiato i 30 anni a Longarone. Era lui che visionava personalmente tutte le pellicole che i parrocchiani avrebbero potuto vedere la domenica. Al cinema Piave, naturalmente, tenendo tra le mani le bustine di semi, di zucca e di bagigi. Don Bartolo era severissimo, autorizzava quasi esclusivamente i film di Ercole e di Maciste, Muscoli e Montagne di cartapesta. Non c'è più l'ufficio del sindaco Giuseppe Celso, che la gente diceva vedesse almeno 3 metri più distante di ogni altro sindaco. E sotto il cartello via Roma sono sepolti i tavolini del bar Centrale e del bar Minerva, quelli dove ogni domenica arrivava Primo Carnera e si sedeva con la moglie per mangiare il gelato di Longarone, che era tanto buono che poi ci hanno fatto la fiera del gelato. E tutti i cittadini di Longarone si erano fatti fotografare almeno una volta accanto a Primo Carnera, che sovrastava tutti per altezza e che era stato campione del mondo dei pesi massimi. E al bar Perin si ballava con Leandro, il pianista, e al bar Più che la Roma del caffè, appena entravi ti colpiva il profumo della lacca dei capelli cotonati delle ragazze, e per molti quello è stato e rimane il più afrodisiaco dei profumi. E trovano quasi intatto un pallone da calcio, un pallone di cuoio con la camera d'aria protetta dalla cucitura come si usava allora, che quando lo colpivi di testa ti lasciava il segno.
e accanto l'ultima foto della squadra di calcio Acli, appena promossa in seconda categoria. Il giorno prima la squadra era andata ad Auronzo per un amichevole e aveva fatto una goleata con 5 reti del centravanti Giorgetto De Cesare. Giorgetto è morto quella notte mentre guardava la partita di Coppa dei Campioni. La foto ha 7 croci su 11. Ma bisogna anche riaprire la scuola per dare un segnale di ripresa. Sul Gazzettino campeggia una foto in bianco e nero. Ci sono le aule che sono state allestite alla meglio. 48 scolari siedono su banchi improvvisati. Hanno davanti libri, quaderni, matite colorate che sono arrivate in dono da tutta Italia. I bambini guardano fuori dalla finestra e vedono i militari che continuano a scavare nel mare di fango. Germano, 10 anni, invece disegna, ma non disegna il nulla che vede davanti, ma le case che c'erano prima, e gli uomini e le donne che camminavano per le strade, e i bambini che correvano in chiesa per prepararsi alla prima comunione. Hanno tutti ricevuto da Don Bartolo il libro con i disegni «Io aspetto Gesù». A casa avevano già incominciato a preparare l'abito per la cerimonia. Quei bambini che sono a scuola fanno anche raccolta di figurine, che sono anche quelli arrivati in omaggio dai bambini di tutta Italia. Le figurine dei film che li avevano fatti piangere, come Marcellino Panevino, o Esaltato, come Ben-Hur, quelli di indiani, quelli di cowboy, ma quelle più importanti per loro sono quelle di calciatori. E le doppie si giocano a muro. E quando finivi di incollarle tutte con la cocoina che sapeva di mandorle, l'album era diventato una specie di vocabolario, tanto era alto. E sapevano a memoria tutte le formazioni e giocavano imitando i calciatori visti sulle pagine di Calcio e Ciclismo Illustrato. Il massimo era imitare quello che giocava con i calzettoni abbassati e arrotolati, e se ne fregava, anzi irrideva i calcioni degli stopper ruvidissimi dalla faccia cattiva che i giornali chiamavano con soprannomi tipo Roccia, Armadio, Maciste. E tutto serviva per coprire la verità, e la verità sarà diversa. Quel giorno le acque si ruppero. Il giudice istruttore Mario Fabri sceglie queste parole una per una nel 1968 per introdurre le 458 pagine di ordinanza di rinvio a giudizio. Quello che seguirà sarà un processo ai poteri forti, tormentato, ingiusto, lunghissimo, rifatto ancora, aggiornato, aggiustato e finalmente concluso. All'inizio pagano soltanto un ingegnere e un funzionario, pochi anni di condanna per non aver attuato lo sgombero. I giudici stabiliscono che si è trattato di un evento imprevedibile, nessuna catastrofe dovuta a errori o ad avidità. La memoria difensiva della Montedison, che nel frattempo ha assunto ogni onere, porta una firma illustre, e quella dell'avvocato Giovanni Leone. Nel 1971, poco prima della scadenza dei termini della prescrizione, la Cassazione riconosce l'accusa di inondazione aggravata dalla previsione dell'evento. A ricordarlo però ci vuole una manifestazione, 1000 persone con i sindaci davanti e i gonfaloni di stati a lutto sfilano per le vie di una Belluno coperta di neve e battuta dalla tramontana. La giustizia non completa, ma in questo caso almeno dignitosa, arriverà molti anni dopo. La causa civile per danni si è conclusa con Enel e Montedison, condannati a pagare rispettivamente i danni allo Stato e al Comune di Longarone. Un risarcimento che nel 1997 il Tribunale di Belluno fissa in 55 miliardi e 645 milioni di lire. Infine, nel giugno del 99, la Montedison firma col Comune di Longarone la transazione di 77 miliardi di lire. A firmare come sindaco è il giovane Pierluigi Cesero, è nato 6 anni dopo il Vaillant. A 40 anni dalla tragedia, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, va sulla diga e pronuncia con forza mai più un altro Vaillant. Sono le scuse ufficiali dello Stato, arrivano 40 anni dopo. Le ripeterà 10 anni dopo, 50 anni dopo, Giorgio Napolitano, che aggiunge non fu una fatalità. Le 1910 vittime del Vaillant hanno diritto a qualcosa di più di un risarcimento della giustizia, hanno diritto alla memoria. Quest'anno, per i 60 anni della tragedia, arriverà il presidente Sergio Mattarella.
sono nato in un dolce paese dove chi sbaglia non paga le spese, dove chi grida più forte ha ragione, tanto c'è il sole e c'è il mare blu. Noi siamo nati in un dolce paese dove si canta e la gente è cortese, dove si parla soltanto d'amore, tanto nessuno ci crede più. Qui l'amore è soltanto un pretesto, con rime scucite fra cuore e dolore, per vivere in fretta e scordare al più presto gli affanni e i problemi di tutte le ore. In questo dolce beato paese. L'amore è soltanto un pretesto, con rime scucite fra cuore e dolore, per vivere in fretta e scordare al più presto gli affanni e i problemi di tutte le ore. In questo dolce beato vive la gente più antica del mondo e con 2 soldi di pane e speranza beve un bicchiere e tira a campare. Il paese è stato ricostruito non lontano da dove era, moderno, piegato a un'architettura, nei prossimi giorni vi spiegheranno meglio questo, che sa poco di montagna e poco di fiume. A Fortonia però c'è un grande cimitero, 1910 tombe, tutte uguali, con la croce bianca e tutte con la stessa data, 9 ottobre 1963. Si conoscono i nomi, ma metà delle tombe sono vuote. All'ingresso, su un'enorme lastra di bronzo, sono incisi tutti i nomi. Ci sono tanti Fontanella, tanti De Bona, Betz, Filippin. A metterli in ordine alfabetico vanno da Accamilesi Luigi a Zuliani Vittorio. 5 anni il primo, 64 l'ultimo. E c'è anche il nome di Claudio Martinelli, che era nato 21 giorni prima. Aveva appena aperto gli occhi e il grande buio glieli aveva già chiusi. All'entrata del museo di Longarone, poi, pendono dal soffitto 1910 lamelle grigie, una per ogni vittima, e all'uscita discendono 31 lamelle bianche, una per ogni bambino mai nato, perché sotto il fango sono rimaste 33 donne che aspettavano un bambino. Ma c'è anche una tomba in più a Fortonia rispetto a quelli del Vajont e appartiene a quello che chiamavano l'angelo del Vajont, il medico condotto Gianfranco Trevisan. Dopo l'alluvione gli era toccato il compito di identificare centinaia di vittime, li conosceva tutti, erano tutti i suoi pazienti. Il Presidente della Repubblica lo aveva fatto chiamare in prefettura a Belluno per consegnargli la medaglia d'argento al merito della sanità pubblica. Ma c'è un'altra alluvione, il 4 novembre del 1966, e il dottor Trevisan con la sua 500 color caffè latte corre sotto la pioggia a dirotto verso Fortonia, dove c'è una vecchia da curare, e ha dato un passaggio a un operaio che cerca il fratello che teme si sia smarrito nella pioggia e nella campagna allagata. Devono attraversare il torrente Maè, che scende impetuoso dalla Val di Zoldo e poi si getta nel Piave.
Il dottore va avanti, pensa che il destino non può averlo salvato dal diluvio del Vajont per farlo annegare adesso. E quando la 500 imbocca il ponte, di colpo si ritrova nel vuoto, precipita in acqua e si inabissa. A Fortonia così aggiungono una tomba e arriverà anche una nuova medaglia, questa volta d'oro, del presidente Saragat alla memoria. Sublime esempio di solidarietà umana e nobile testimonianza della perenne opera di dedizione al dovere di difendere la vita e di lenire il dolore proprio dei medici condotti italiani. Anche se scappi, il destino ti aspetta sempre dove ha stabilito che tu debba raggiungerlo. Ma chissà perché quando gli italiani ricordano il 4 novembre del 1966 pensano subito a Firenze allagata dall'Arno e pochi pensano al Veneto che è stato quasi interamente allagato e dove i morti sono stati più di 100. E dimenticano Venezia che fu a un passo da scomparire. Quella fu l'acqua granda. Né prima né dopo ce ne sarebbero state altre tali da meritare un aggettivo grandiosamente così devastante. O Venezia che sei la più bella e nel mare tu sei la più forte, gira l'acqua intorno alle porte, gira l'acqua da poterti affondare. Di novembre entrando in Venezia si vedevano i resti per terra e sembrava che ancora la guerra in quei luoghi dovesse finire. Si vedevano i campi affondati tra i resti di misere case che dall'acqua sono state invase e distrutte in quel tragico dì. I veri negozi pareva sventrati dalle tombe di 100 cannoni e da quelle tremende visioni la tragedia potevi capire. Due ore di vento di pioggia hanno gonfiato di acqua i canali e non c'erano proprio stivali che potessero far camminare. Tutta quanta dall'acqua fu invasa la città, le sue calli, i suoi campi e la notte furente di lampi. La spada sembrava annunciare le più povere abitazioni, quelle scure del piano terra hanno subito la nuova guerra, compiangendo un destino fatale, che è un destino crudele e assassino che sui poveri si accanisce e più d'altri ognuno li colpisce come spada lanciata nel cuore.
Ha ragione lo scrittore di Erto, Mauro Corona, che quel giorno però aveva 13 anni ed era in collegio a Pordenone. Corona dice che le vittime della strage del Vajont non possono essere ricordate soltanto negli anniversari con cifra tonda. Il Vajont deve diventare una data nazionale. Abbiamo una memoria corta come italiani, ci devono fissare le date per ricordare. C'è una legge per obbligarci a ricordare la giornata della memoria, un'altra quella del ricordo, quella delle vittime della mafia, quelle delle vittime del terrorismo, quelle delle vittime del lavoro. Il ricordo del Vajont merita una data, merita una legge e una data, a nome non soltanto di quei morti, ma di tutti i morti dei disastri ambientali in Italia e di quelli causati soprattutto dall'uomo. Ultime sono in ordine di tempo le 43 vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova e ultimissime quelle dell'alluvione in Emilia-Romagna. Insomma, il disastro nel nostro paese non è un caso isolato, non è un'emergenza, è una cosa continua. A ricordare, tra l'altro, con forza il Vajont è stato un grande attore e autore, Marco Paolini, con una sua opera teatrale, Il racconto del Vajont, rappresentato in TV su Rai 2 proprio un 9 ottobre, quello del 1997. Si tratta di un'orazione civile che coinvolge e commuove l'Italia e ripropone una tragedia quasi dimenticata, messa in un angolo nella memoria collettiva, spacciata nonostante tutto, nonostante il passare degli anni nell'immaginario degli italiani come una catastrofe naturale. Ma ci vuole pochissimo, anche in quel 1963, per dimenticare. Perché anche del Vajont un mese dopo non si parla quasi più. Perché c'è sempre qualcosa di nuovo che attira l'attenzione e questa volta la notizia è davvero una di quelle che fanno storia. Bisogna aspettare meno di un mese e arriva. Novembre è un mese triste, di morti, di pietà, e la televisione il giorno 22 novembre 1963, quindi un mese dopo il Vajont, racconta in diretta una tragedia sconvolgente, inattesa. Il giovane presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy, viene ucciso mentre sfila nella sua auto scoperta sulle strade di Dallas, nel Texas. Ed è un mondo che se ne va con lui, quello che aveva aperto alla speranza e al sorriso. In un anno il destino si porta via i protagonisti di quella speranza, Papa Giovanni, il leader sovietico Khrushchev e Kennedy. Molte cose della nostra storia sono scomode e tante volte siamo portati a sminuirle o ad ammantarle di giustificazioni per sfuggire alle responsabilità spesso. Per esempio non riusciamo nemmeno a quasi 80 anni dalla fine della guerra, a fare i conti con il nostro passato fascista. O a leggere i giornali non sappiamo se la tragedia di Ustica è stata causata da un missile, da una bomba, o se la verità continuerà a rimbalzare contro il muro di gomma. Il nostro paese a volte assomiglia a un malato di Alzheimer che non ricorda più la propria storia. Forse anche per noi sarà necessario d'ora in poi scrivere nella memoria cartelli che recano la scritta come Polesine, Vajont, Acquagranda, Ponte Morandi e tutte le tragedie dovute all'incuria, all'avidità dell'uomo, al tentativo continuo soprattutto di nascondere la verità. Cartelli come quelli infissi nel fango di Longarone. Come l'asilo che vive di bambini, rabboccolati di mattina in giro tondo, il mondo intero sorride in quei visi, spalancati sul fare del giorno. Carla la suora gioca con loro e non ha ancora smesso di giocare, è breve il tempo che le è donato per quei giochi che dovrà salutare. Ma questa volta no, il tempo è immenso, un tempo che non ha futuro. L'asilo
è solo un cartello nel fango e quei bambini il ricordo più duro. L'albergo Posta ha aperto i suoi battenti all'alba di un giorno come tanti. Ci sono gruppi di giovani partenti e questa sera ne arrivano altrettanti. Carlo il portiere che esce dalla notte e non ha ancora voglia di dormire, da una mano alle donne del mattino, lo fa volentieri, lui è sempre gentile. E anche questa volta aiuta e se ne va con un saluto che non ha domani. L'albergo è solo un cartello nel fango, ultima casa di altri 100 come Carlo. Quale film porterà Don Lanese ai ragazzi del cinema Piave? Raccogli ancora una volta tutte insieme sotto a quella coperta di pantano. Non ha un eroe qui sotto mano che li faccia sussultare con un unico grido al gesto fatale. Hai coraggio, mai domo. Per questa volta il silenzio coprirà imprese di eroi mai nati. Il cinema è solo un cartello nel fango. Se qualche spettatore è qui rimasto. E Leandro, il pianista del Perin, quale canzone suonerà stasera? Che le ragazze si fanno aspettare, che i ragazzi non le stanno a guardare. Non ha canzoni, né note, né voce che li possa richiamare a schermaglie d'amore, a risate allusive di 1000 altre sere. In queste ore scoprirai il silenzio di amori morti e mai nati. Il Perin che è sorto dal fango, il suo piano l'ha da tempo scordato. Chi mi mostra la via che conduce sulla piazza della libertà? Lì mi aspettano amici ed amiche che parlando a notte si va. Di cosa parleremo nelle 100 serate che oggi possiamo immaginare? Ci lasceremo andare in un mondo di cazzate come vuole la nostra età. Da questa sera nessuno sentirà progetti e improbabili storie. La piazza è solo un cartello nel fango per un vecchio col viso di ragazzo. Chi lavora alla segheria Proti, chi dà vita alla Procond, chi provvede alla filatura, chi vive, chi lavora qua giù, dove sono le braccia di 100 invenzioni che ci hanno dato gioia e fortuna, dove sono i sogni di 100 colori per la nostra vita futura.
sotto il fango riposano i sogni dove muoiono tutti i colori, tra cartelli sul fango si muovono, passi lenti, preghiere senza cori. Edoardo Pittalis, Gualtiero Bertelli, Simone Nogarin.